Sono Alfredo Giacon, ero un imprenditore, sono un giornalista, scrittore e ho deciso di espormi in prima persona e entrare nella mischia politica perché non mi sento rappresentato dal mondo politico attuale. La società è veramente lontana dal mondo politico, questa forbice si sta aprendo sempre di più perché purtroppo la società, sembra paradossale, è già un passo avanti rispetto alla mentalità politica. Idea vuol dire Italia democratica, etica e ambientalista. E abbiamo cercato di conciliare tramite le esigenze che sono sorte nel mondo che ruota intorno a Banca Etica, abbiamo cercato di portare un nostro contributo nella politica e quindi stiamo cercando di formare il primo partito ambientalista italiano che sia spostato più al centro, anche trasversale. Portiamo le tematiche etiche, ambientali e del lavoro in politica cercando di seguire la strada della green economy piuttosto che le vecchie obsolete inquinanti fabbriche di auto e di altri accessori dei quali questa società non ha ormai più bisogno. Siamo in tantissimi, facciamo la raccolta differenziata, montiamo le lampadine a basso consumo, cerchiamo di tenere uno stile di vita che sia in armonia con il mondo che ci circonda, quando abbiamo la possibilità andiamo via in bicicletta, insomma tutta quella gente che cerca di vivere senza consumare troppe energie e senza devastare l'ambiente. Allora non siamo rappresentati in politica, voglio portare la mia esperienza, voglio portare una ventata non solo di aria nuova ma di idee nuove, concrete, intelligenti che sono possibili. Viviamo nel 2010 e non dobbiamo guardare indietro al nucleare, che tanto ci vorranno 15 anni per costruire una centrale nucleare, ma abbiamo già concretamente la possibilità di risparmiare energia elettrica e quindi di non aver bisogno di ulteriore energia elettrica e quindi niente centrale nucleare.